Guido Veneziano è al vostro fianco per accompagnarvi per Venezia. Indicazioni per ottimizzare il vostro tempo in città, suggerimenti pratici per non perdere la bussola o per scansare le trappole che una città strana e complessa come Venezia potrebbe riservarvi. Tante città in Italia e nel mondo hanno il loro punto panoramico dall'alto, che solitamente è molto apprezzato dai turisti. Alzi la mano chi a Parigi, ad esempio, non è mai salito sulla Tour Eiffel o sul grattacielo di Montparnasse. Anche Venezia possiede dei posti strategici dai quali si può ammirare un panorama mozzafiato, non tanto per le altezze che non raggiungono mai livelli estremi, quanto per la bellezza che ci si presenta davanti agli occhi e che ci lascia veramente a bocca aperta. Di questi luoghi alti ne voglio indicare 3, tutti facilmente raggiungibili e con un costo accessibile o addirittura in modo del tutto gratuito. Il primo è quello conosciuto da tutti e su cui perciò non desidero dilungarmi troppo. Si tratta del campanile di San Marco, quello che i veneziani chiamano el padrón de casa, cioè il padrone di casa, e che si affaccia sulla omonima piazza, l'unica piazza della città, e sulla omonima basilica. Il campanile di San Marco è alto quasi 100 metri ed è dotato di un ascensore all'interno della canna che permette di raggiungere la cella campanaria in 30 secondi. Dall'alto è possibile avere una visione a 360 gradi sulla città e sulla laguna, vedendo anche tutte le isole che circondano il centro storico, anche quelle più lontane o disabitate. Soprattutto se ci accompagna una giornata serena, la vista che avremo è senz'altro magnifica. La visita sul campanile di San Marco può durare circa mezz'ora e l'acquisto del biglietto molto probabilmente ci costringerà a fare una coda perché effettivamente questa visita è considerata una tappa obbligata per i tanti turisti che affollano la città. Il costo del biglietto è di circa 10 euro. Se vogliamo risparmiarci la coda, è possibile procurarci il biglietto online con una procedura piuttosto snella. Attenzione però che se acquistate il biglietto online dovete essere molto precisi e puntuali all'appuntamento che vi sarà dato, pena la perdita della somma pagata. Inoltre l'acquisto online non prevede alcun rimborso nel caso voi non possiate all'ultimo momento essere presenti alla visita. Vedere Venezia dall'alto, dal campanile di San Marco, può secondo me essere però limitante, perché Venezia apparirà come un insieme di tetti e così non ci si potrà rendere conto né della sua forma né della stranezza e soprattutto della bellezza della città d'acqua più famosa del mondo. Personalmente ritengo migliore una posizione alta diversa. Consiglio di scegliere un luogo che invece mi offrirà la Venezia storica tutta di fronte. Sto parlando del campanile della Basilica di San Giorgio, nell'isola omonima, proprio di fronte a Piazza San Marco. Il campanile di San Giorgio è alto qualche metro in meno del campanile di San Marco, è dotato di un ascensore che ci può portare nella cella campanaria in poche decine di secondi. Il costo del biglietto è di 6 euro e di 4 euro per gli studenti under 26 anni e per le persone che abbiano più di 65 anni. L'orario di visita è dalle 9 del mattino alle 18 della sera circa, ma questi orari variano ovviamente, anche se di poco, secondo la stagione estiva o la stagione invernale. È ovvio, perché nessuno si sognerebbe di salire in alto per vedere un panorama dopo il tramonto. E in inverno il crepuscolo, come sappiamo, avviene molto presto. Dall'alto si passano in rassegna le geometrie di Palazzo Ducale, dritto a nord, lo skyline di Riva degli Schiavoni, un po' più a destra, il Lido, una strisciolina di terra a est, l'isola della Giudecca dalla parte opposta, le isole più remote e fascinose come Santa Maria della Grazia verso sud-sud-ovest, il cuneo di Punta della Dogana con le acque del bacino di San Marco che si restringono verso il Canal Grande. L'occhio può perdersi nel labirinto di calli, erii, tetti, altane e campanili. Esplorare questo panorama nella giornata giusta vi porterà ad ammirare i colli euganei in lontananza e le Dolomiti con le loro cime che sorvegliano austere l'intera regione. La salita in cima al campanile di San Giorgio, anche solo per pochi minuti,
Offre una di quelle esperienze in bilico tra mare, terra, aria, da stampare bene nella memoria, non solo su una pellicola o su una flashcard, nella memoria. Per arrivare a San Giorgio è obbligatorio servirsi del trasporto pubblico, che in alcune sue linee prevede lì la fermata. Se voi vi trovate nei paraggi di Piazza San Marco, molto semplicemente si tratta di una traversata, di un traghetto, di una fermata. La linea che dovete cercare in uno degli imbarcaderi nei pressi di Piazza San Marco, per la precisione voi dovreste individuare l'imbarcadero B, come Bologna, in riva, è la numero 2, con direzione Giudecca Tronchetto Piazzale Roma, ma non potete sbagliare perché dove vi trovate è capolinea. Potete prendere la linea 2 anche se siete a Piazzale Roma con direzione Tronchetto Giudecca, oppure se siete sulle Zattere, alla fermata di San Basilio o alla fermata Palanca, sempre prendendo il mezzo con direzione San Zaccaria, cioè San Marco. Ecco una cosa che forse non ho detto ancora. Se sentite o leggete San Zaccaria, questo è un luogo e una chiesa a 2 passi da Piazza San Marco e si usa distinguere tra San Zaccaria e San Marco solo per i rispettivi imbarcaderi, che però distano tra loro veramente pochi metri. Volete vedere Venezia dall'alto, da una posizione particolarissima e del tutto gratuitamente? Eccoci dunque al terzo luogo, in alto, che ci offrirà ugualmente un panorama fantastico. Si tratta della terrazza panoramica presente al Fondego dei Tedeschi, bellissimo palazzo che si affaccia sul Canal Grande nei pressi del Ponte di Rialto, palazzo che ha subito alcuni anni fa un radicale restauro che ne ha mantenuto l'originale struttura ed anche l'uso che se ne fece nel passato recente. Il palazzo era adibito fino ad alcuni anni fa a sede centrale delle poste. Dopo il restauro, oggi il Fondego dei Tedeschi ospita una sorta di centro commerciale per le grandi firme italiane e internazionali ed è d'obbligo almeno una visita. Il punto di riferimento per giungere al Fondego dei Tedeschi è il Ponte di Rialto e l'imbarcadero proprio della linea 2. Tenendo l'imbarcadero, e cioè il Canal Grande, alle nostre spalle, dirigiamoci verso sinistra per una 50 di metri e saliamo sul Ponte di Rialto. Non attraversiamolo però, ma voltiamo subito a destra per giungere, dopo altri 50 metri, in campo San Bartolomeo, che ha al centro la statua del grande commediografo veneziano Carlo Goldoni. Guardando il viso della statua, oltre la statua, all'angolo di sinistra del campo, lì c'è l'ingresso del Fondego dei Tedeschi. Per visitare la terrazza non occorre pagare alcun biglietto, ma è obbligatorio prenotare la visita o direttamente sul posto tramite un QR code, ma in questo caso non si avrà la garanzia di trovare posto immediatamente. Oppure, se ci prendiamo per tempo, online collegandosi al sito apposito facilmente raggiungibile tramite una ricerca che abbia come parole chiave terrazza, Fondago, Venezia. Ogni visita ha una durata massima di 15 minuti. L'orario riportato sul biglietto elettronico deve essere rispettato. È possibile accedere alla terrazza utilizzando le scale mobili o gli ascensori. La terrazza è aperta tutti i giorni dalle 10:30 alle 18:30. Lo spettacolo che si apre dalla terrazza è stupefacente. Si riesce a vedere Venezia da una prospettiva veramente insolita. Si è proprio sopra il Ponte di Rialto e si vede il Canal Grande come fosse costituito da 2 rami, mentre in realtà la nostra posizione è proprio sopra la curva stretta che c'è proprio appena passato il Ponte di Rialto. C'è Venezia a 360 gradi e si possono vedere tutte le sue meraviglie a volo d'uccello. Beh, che dire, avete visto Venezia dall'alto, ma potete rituffarvi ora nella città, nelle sue calli, nei suoi campi, nelle sue bellezze, che però possono nascondere anche piccoli pericoli. Allora continuate a seguirmi ogni lunedì nel podcast Guido Veneziano, che ci penso io ad accompagnarvi e a consigliarvi per il meglio. E non dimenticate un like.